Eccoci con Eleonora Furlan, capitana Volleypool Piave San Donà, campione anche dell'Under 18 dopo l'Under 16 della settimana scorsa. Eleonora, che partita è stata questa? Bellissima, era da tantissimo che non giocavamo una partita così, cioè l'adrenalina era al massimo e si è visto nel primo set che siamo andate fuori fase ma poi ha giocato a nostro favore, per cui bene. Una reazione importante e un quarto set vinto 25-9. Sì, questa è mente della Margherita, l'ha vinto lei. E invece il quinto da sotto 14-12 a vincerlo 17-15, questo cosa vuol dire? C'era tanta voglia di vincere e soprattutto di prendersi la rivincita dall'anno scorso. Per cui... Quanto ha influito la voglia appunto di rivincita? Solo quello ha influito, credo. E adesso ci sono le fasi nazionali in cui troverete comunque ancora Bassano? Sì, daremo tutto, per alcuni di noi poi sono gli ultimi, per cui la voglia di far bene è tanta. Ci saranno anche tante squadre importanti, forti, voi come ci arriverete? Giocando. Allora complimenti a Eleonora, a tutto il Volleypool Piave, grazie.